Ciao Aiu, scusatemi, oggi fatto proprio tardi, ma non è colpa mia. Non è colpa mia perché praticamente Aiu ha visto sono in una stanza, oggi ho provato il computer di mia mamma, perché purtroppo il computer di mia moglie stanno proprio i numeri, cioè già ci ha scassato un computer a mia moglie, ma stavo con il secondo computer di mia moglie, che pure non gli va buono. Ma oggi ti fammi il computer di mia mamma, mi sembra che va bene, però oggi un attimo mi commenta lo stanno, perché sennò, cazzo che sto parlando pure solo io, e vado subito a vedere. Allora, faccio un attimo il link. Poi scusate, non ci mai fatta così tardi, la prima volta, quindi mi veramente a faccia mi sotto i piedi vostri. Non ho mai fatto così tardi, ma io sapere che cazzo stavo combinando vicino a chi lo cazzo computer di merda, cansava proprio di te. Allora, però ce l'ha già fatta, ce la fa un bocca, chi testa allora. Mo va a capire subito i commenti, voglio salutare. Oh, oggi è la prima volta che faccio tardi, oggi fatto, siamo 40 in linea, voglio. Allora ci fa tardi più spesso, già fa. Ah, così bello e buono, aumentiamo un po' il budget. Allora, eccoci qua. Come al solito, non rimo capite di tutto. Ovviamente, mangio un culo come sempre. Cioè, io tutti i giorni mangio tranquillo, sereno, e 9 e mezza già sono vicino al computer. E invece, come al solito, non mi viene a fare cose un culo, mi sembra la gente mi sa, non riesco a chiamare a casa, ma eccoli qua. Eccoli qua, voglio state qua, i commenti li vedo, ma vi saluto a tutti quanti, già vedo sa si trovi, ma quando ci facciamo si deve, voglio, ma che succede, che si deve più, ma che è, sei spassa voce, sei spassa, allora Pasquale Frattincio, Fondo Nicastro, Designer 233, Salvatore Romano, Giuseppe Pesta la merda, è troppo bello Giuseppe, Mattia Sepe, Umberto Zuccarini che mi stava scrivendo su Facebook, stava dicendo se avevo problemi con la live, no, o era fatto tardi, effettivamente tenevo problemi con la live. Poi ci stai più. Designer, ma tu conosci, sei nuovo, fa piacere. Andrea Assunto, anche lui è uno nuovo. Caetto, voglio quello con gli occhi azzurri e Fabrizio Cerrone, no Frank, ma no, noi, cioè Andrea per esempio non è mai stato in una live, però già capito chi è Frank e chi è Cerrone. Carmen Minerva, buonasera. Qui ci sta, ci fammi vedere. La gufetta raffica sarebbe Raffaella De Fazio, Manu Manu, Alberto Colella, e voglio salutare tutti quanti, eccolo qua. E chi ci sta più? Chi ci sta più? No, si sempre stesso commentato sempre stesso. Ah, poi, secondo me 10 minuti di commentato fatto solo voi perché stavate da soli. Scusatemi, ragazzi, scusatemi, ma appicci pure Facebook, approfitto, così tengo il computer mia, me ne vado più veloce lo mio, lo mio, vabbè, a me è morto. Però, diciamo, questo qua mi dà la soddisfazione, posso stare più 3-4 pagine una retanata, lo può fare, rispetto mica sarà più 3 pagine di vendita, surava, lasciavo solo per dire come. Allora, sono con profili mia mamma, come ci. Poi è capace che belle buone mia mamma, belle buone magacce, ma mi fa live, quindi sto parlando anche un po' a bassa voce, per far finta di niente. Allora, fammi mettere un attimo le coordinate di Facebook. Poi mi aveva piaciuto il video nuovo, voglio facetemi sapere. Io non so, penso che l'avete visto, spero che l'avete visto. Oggi abbiamo messo un video nuovo che si chiama Lo scherzo del ragno. E per chi non se l'ha visto, se lo vado a vedere a roppa però, mo facendo prima la parte, poi casomai dopo lo vedete. E se vi piace, voglio, sì, voglio, ma vi faccio venire fino a casa vostra e faccio la fatta. Perché la da condividere questi video se vi piacciono. Perché a me mi fa piacere che mi scrivete, mi commentate, è bello, mi fai morire, e poi che ci faccio, mi faccio una ragazza di condivisione, ma lascia, che mi faccio pigliare proprio, mi pare come sfuttito, mi pare come se mi stesse per sfuttare. Allora, niente, voglio, allora, innanzitutto fatemi sapere come è sempre, se mi sentite e mi vedete, perché oramai ci sto cagnando un computer over, quindi facciamo i test, facciamo i check, capito? Quindi facetemi sapere questa cosa. Dopodiché, boh, ovviamente fra poco si collega pure Pietro Pull. Ah, volevo dire una cosa, ma aveva invitato Diego, Diego YouTuber, a fare la live con lui, però non l'ha detto troppo tardi, già stavo in mano il computer e quindi non ho potuto accettare, però dopo, probabilmente verso le 10 e mezza, facciamo un'altra live, insieme stasera è stata di live, stasera facciamo un Costanzo Show, sul canale di YouTuber, quindi dopo alle 10 e mezza se volete stare ancora con noi ci facciamo una live, ci facciamo i mati due stringati con Diego youtuber, poi ci sarà anche chi sta più, ma tu tre no, ma scusate la verità e a posto. Niente, sto cercando di capire un attimo, no, tutto quanto come sa, poi mi muccio Napoli che ci si è collegato,
allora, Andrea Assunto c'era sto numero 17, io mannaggia, ma serio, voglio questo, ma manca a farla apposta, tipo, puntata numero 17 è successo di tutto, è successo di tutto, ma tu ci voleva la telecamera giù, cioè il computer di mia moglie ha cominciato a dire installa plugin, nella fessera mamma, installa plugin, ma quando vai su fare installare, non hai installato plugin, sta a posto, non vai, sta a posto, cioè mia moglie ha detto, sta a posto, ha installato plugin, subito a Brenzo collega. La città ma esce che la puttana vergine. A città anni 9 e mezzo oramai, io poi sono un tipo preciso, sapete, no? Da quando è mondo ho sempre fatto alle 9 e mezzo spaccate, ci tengo molto alla precisione. E non, niente, non riusciva a quagliare. E ci fatto l'ultima spiaggia ero con mia mamma. Dopo che si aiuta a cuccare mia mamma, vicino a se vengono riuscita. Ma fammi fare un po' vicino a me. E poi volevo stare là, noi diciamo, non andiamo per in da stanza, e poi facciamo un po' in da stanza che fanno spacci cavolo, un po' di che voglio, non so voi, ma capo caldo africano, eh. Volessi arrabbiare pure il finestre, però che va a finire che la gente mi sente, ci sei scemo, fanno solo allora andare, ci fanno aiutare. Comunque le live in estate sono toste, saranno proprio toste, toste, toste. Niente, boh. Sto praticamente commento, oramai si face un'amicizia, giustamente mi stai aspettando, quindi stavate chattando fra di voi, mi fa molto piacere, facete pure amicizia e procreate, dite che vi ho fatto conoscere io. Sul Savano poco calo in questa sera, non ci fate caso. Carmine Monaco su Facebook mi dice mi saluti, ciao Carmine. E poi Giorgio che sta dicendo? Eh, ecco. No, Giorgio in pratica dice ci snerva me che che face fa la live con Dio, no? Perché mi hai scritto pure tu, però sto capendo un cazzo, perché tra commento Facebook e qua. Allora, Carmen, incominciamo a leggere i vostri commenti. Carmen Minerva, Fabri, a me mi esce proprio la notifica sul telefono. Ah, ah, chi è? E che rispetto, carino. La notifica in coppo telefono. Ma di cosa? La notifica in coppo telefono di quando escono i video. Ma tu sei grossa, Carmen, perché evidentemente quando uno è iscritto, praticamente non è detto che quando sei iscritto al canale ti esce la notifica che esce il video nuovo. Praticamente oggigiorno se ti iscrivi al canale nostro, quando ti iscrivi c'è sta tipo una cosa che apre sotto a iscriviti e ti esce scritto tipo vuoi ricevere diciamo la notifica quando questo youtuber fa un video nuovo e tu hai a cliccare e a dire sì. Perché infatti parecchi di loro trovano questo problema che dice ma che ci faccio? Mi sono iscritto a quel canale para che non fa mai un video nuovo, non mi arriva mai una notifica. No, a notifica non ti arriva perché mo da chiedere, perché la mamma YouTube no, che è una grande bocchina, cioè prima tu quando dici qua ti arrivavano automaticamente i video, la notifica dei video nuovi, invece mo no, il gioco si è fatto più difficile, praticamente devi proprio cliccare due volte, iscriviti e poi devi cliccare su voglio le notifiche per i nuovi video di questo canale, spero che mi sono spiegato buono e avete capito, ma secondo me avete capito anche un cazzo, comunque insomma vi rivedete il filmato e ve lo potete capire. Allora, Domenico Grimaudo, o buona, stai con mio ragno, si t'accagna, no? Uragno, bravo, no, scherzo, Uragno. Allora, no, vedo nomi nuovi, mi fa molto piacere, ma poi addirittura siamo 38, voglio che veramente è il record massimo da quando stiamo facendo le live, sempre stato in 9, cioè un numero, un numero minimo, e invece mo siamo 38, quindi c'è anche una certa emozione. Poi quando arriviamo a 100, 150 è capace che ma partite come essere proprio più seriamente, metti una cravatta, una vestita, una cosa più dici, impresentabile. Ma invece quando siamo qua 50, 30, no, cioè cominciamo ancora, la maglietta papadina da casa, perché non va anche la pena, no? Però mano a mano cresceremo e crescerà pure il mio abbigliamento. E niente, Arussa, anzi, tu una scritto che si chiama Gobande 97 abonome, è bellissimo, addirittura stai spaccamente, forse mai visto buono, sarà un po' con chi sono brutte, voglio dire proprio chiaramente, non mi dirà così perché mi acconciano proprio smirare vicino su brutto. Comunque, Giovanni Librera, vogliamo il Pappagallo 2. Cazzo, ma vi è piaciuto questo pappagallo? Vi è piaciuto perché a livello di comment tutti quanti dicono ah bello, bello, però fa 7.000 visualizzazioni, quindi questa è una cosa che non si spiega. Uno sketch che è stato proprio tu quando mi hanno scritto oh, come è bello Pappagallo, tra la tralala, e poi fa 7.000 visualizzazioni. Questi sono fenomeni di YouTube che non si spiegano. No? Comunque, a me ci è piaciuto e probabilmente non è, mai dire mai, potremmo fare anche il Pappagallo 2, perché no? Perché no? Io mi sono divertito a farlo, sinceramente che cazzo. Concetto di vizio, bello Cerro, l'ho condiviso, grande vabbè, concetto, ma tu sei il numero uno, cioè tu concetto ci segui a noi a prima che facevamo YouTube, penso proprio, cioè, quando siamo nati proprio. Concetto di vizio è sempre stata una fedelissima. Se fossi un calciatore, concetto, se io fossi un calciatore, io non sono,
ti regalerei la mia maglietta, pensa un po' che ti fa capire bene che ti voglio. Eh, Arussa, fammi leggere due commenti, aspetta. Sì. Sa si trovi se ti... Ah, ma bene, ok, sa si trovi se ti ragnare da te. Diciamo, mo volesse che scasci mi dici un po' fatto la porta sarà, che mo c'è sta la porta. Voglio dire proprio che il commento si arriva stasera, fatto sta coccolunare da te, la porta si sta la penna, maronna e voglio dire proprio se arriva questo commento stasera, penso che non può arrivare. Mi sono messo a spalle al muro, voglio... Arussa. Manca fotografia lo signore alla fine. Ah, fotografia, che cazzo, la fotografia lo video del ragno, che la lava che all'ultimo ma che è stato troppo bello. Cioè, se il ragno, proprio un gol, un capo, ma sono state 3 ore e poi l'abbiamo tagliato, ma io sono stato un sacco di tempo più pazzi ragno, un capo a kill, e kill niente, ma io sono stato che sei proprio un man, che sei proprio un suono proprio, diciamo, profondo. È stata bella, 3 ore con il ragno in faccia, ha pigliato il ragno in mano, poi la guardata e ha fatta così, ha zumbato bella cosa, sto podne di lui piccini, il signore, pare che cazzo pare una poca, pare una poca. Comunque, allora, e niente, voglio sì, vabbè, ci aggiornare pochi commenti che, allora, aspetta, calma, ci aggiornare un attimo i commenti, ci facci, mi sa capito, ecco qua. Sasi, Troise se fa la mostro, tu e Diego siete buona, grande, Sasi. Mano mano, Frank, digli a Diego Varcaturo Pitch e vedi come si incazza, a me mi ha segnalato e bloccato in coppa a Facebook e Skype. Varcaturo Pitch, ci dico, dimmi che dici. Nicola Monda, siamo in 40, ma sto, voglio 44. 44, a me non so se funziona così, 44, stiamo spaccando palle, a poco una piana giacca, veramente, oggi arriviamo a 50 una piana giacca, ve lo dico così stanotte. Sabato di lavoro, c'era tutto a posto con il computer, ma qual tappo, ha scassato i computer, allora ci piace il computer mio e si è scassato, il computer mia moglie e si è scassato, il computer più, l'ho scelto tutto a Facebook, l'ho scelto su ci piace tu mi si è scassato, che mia moglie si è scassato. Se Amaron si scassa pure il telefono, voglio mandare prima, o telefono si appicciava, madonna mia, ci mia moglie, ma come che non si appicciava? Perché là il tetto perché le scelte non fa Facebook, poi mia moglie si pensa che sono io lo porto seccia a me stesso, comunque il telefono si appicciava, dopo 3 ore si è appicciato, ma so se è riga, tipo proprio negativa, oppure per esempio se io prendo buono buttone, non lo so, comunque si è appicciato sta fama, perché magari voglio mandare buttare la coppa a basso, perché io tengo proprio una sfida tecnologica ultimamente che non va proprio bene. Ma c'è scassato da fare anche il cornuto magnoni, no? Mi è scesa addosso proprio la tragedia proprio della tecnologia. A come tocca una cosa si scassa, quindi voglio dire. Allora, Carmine Gamer, mi saluti, ciao Carmine. Manu Manu a bottiglie di vino, che cosa bottiglie? Paolo Imbrota, ma finalmente mi riesco a vedere di nuovo una live, sicuro se c'era grande Paolo Imbrota. E a mannanza che commenta, stasera tu sai che commenta, ma stai spaccando la mente, ma state saltato, magari un povero, chi non capo, non lo so, o state imbriaco, non lo so. Comunque, Carmen Minerva, io ho messo sì, proprio perché devo vedere il video nuovo, sì, grosso, Carmen. Poi c'è stato S4 Official Group, poi Fabri su Marco Scarpato, un bacione, bellissimo ultimo video, come stai? Benissimo Marco, grande Marco Scarpato, pure lui un fedelissimo che ci segue sempre, condivide, commenta, fa tutte cose fa pure i piatti, se volete faccio una casa vostra i piatti sporchi, lavandere, come io ho fatto bene Filippini, oggi Filippine, quindi la casa la fa pulita. Virgilia, grande Virgilia. Ciao zia, buonasera a tutti. Eccomi presente come sempre il video stupendo, quando l'ho visto stavo morendo. Ti voglio bene, comunque salutami, grande Virgilia, anche lei sempre presente. Ok, Mattia sì, per Fabri che fine hai fatto? Che hai fatto con il Bandella? Io penso che abbiamo vinto, però non sono sicuro, perché poi mi hanno scordato di aprire in coppa pagina loro a sti figli e bucchine, no? Manca dici l'ottava sessione hanno vinto, perché forse l'hanno pure scritto, però gli è a vedere, loro dicono no, stiamo facendo altri 3 giorni di concorso per vedere se gli altri recuperano, no? Comunque poi ci avremo, io, ci avremo a pagina di Vandellas. Se abbiamo vinto io vi ringrazio tutti quanti, poi faccio un video dove ringrazio tutti quanti, così faccio sapere veramente a breve. Andiamo qua stasera proprio su che ne va a 3.000, io tengo proprio usate. Allora, mano a mano, c'ero e ti ho scritto questo messaggio alle 21:49, dimmi a che ora lo leggi, è importante, 21:54, 21:54, no, ma chi lo va a rete? Cioè, chi se questi messaggi lui mi dici tranquillamente, per esempio, pure a dicembre, per esempio, sotto Natale, chi mi arriva verso agosto, è una cosa proprio così, questo live, mi arriva Marco Cristoforo, dico Laurenti fra poco farà una live, partecipa, e già vai, dopo partecipa alle 10:30, se volete ci sta una live, facciamo una live. Quindi, vabbè. Mimuccio Napoli, Cero ti devo salutare, ci vediamo alla prossima, buonasera, grande Mimuccio,
No, dico, se devi andare a fare a posto, se invece no, nella famiglia, a Beatrice si sta attaccare con lui, sta a mandare l'amicizia, però se devi andare a fare fricchete e frocchete, massimo rispetto, puoi andare dove puoi pure non starci proprio in questa parte. Comunque, buona cosa a te. Giovanni Librera, ti seguo dalle prime dirette, ti risaluto, sono di Lecce, mio padre è di Camposano. Infatti il cognome è delle tue parti. Di Lecce, Camposano, allora è Camposano. Non so, c'era Camposano, comunque fa piacere che ci segui da Lecce, perché veramente, cioè, boh, io spero che ci capisci quando la fa, a me è l'unica cosa che mi dice, il cavallo, proprio troppo napoletano. Spero che tu mi capisca, ogni tanto ascolto la parola in italiano, perché sai, che io comunque penso che sei tu a Lecce, chi là sta a Milano, allora ascolta la parola in italiano, però casomai qualche po' di sto organizzando, mettiamo i sottotitoli, che veramente spaccammo proprio, perché così ci capito a fine America. Allora, concetto di vizio, la maglietta lo vedi stiamo inguaiati, voglio, e chi non è la maglietta, voglio che lo maglione, lo maglione, lo maglione fedente, lo paghiamo un euro, cartamento al mercatino, perché era, ma fa, non mi ricordo, una parodia, a Vie Fore, ma fa parodia Jennifer Lopez, lo cartamento al mercatino, lo paghiamo un euro, ma era proprio di una squallidità che non si poteva, non si poteva passare indifferenti, cioè passavamo fuori a quella bancarella, ci spiccai proprio in dall'occhio, ci dice proprio un pugno in un occhio che lo mangiò, se va a pigliare Steven Euro, c'è tabellissimo, vediamo perché ma fa 4-5 parodi con questo maglione, infatti l'abbiamo fatto. Ha avuto un regalo, ognuno tu giuro che si incontriamo un regalo. Però me la ingurniciare, me la fa cortesia, me lo devi incorniciare, proprio, ci metti pure la parrucca, cioè schiatti in danno vetro, in danno cornice, sarebbe bello. Andiamo avanti. Oh, allora, sì, oh, ma cominciamo con questi commenti. Carmen Minerva, Fabri, siamo quadrare da te. Ma guarda, siamo qua. Allora, eh, allora, la gufetta rafficello, il quadro dietro di te è caduto, ma cominciare, ma ci fa la porta, ma sta cominciando con il quadro. Ma ci metto, ma ci metto in cielo, a girare che cazzo così, pure mi metto in cielo, pure riuscito che sta carena una stella, che sta carena un cielo, quindi è inutile, ormai non faccio caro, cazzo ma ci mettere, per mi fa fastidio. Peppe, ce lo comma sempre i commenti miei non li leggi mai. Peppe, ma questo è il primo commento che tu hai scritto, poi tu anni. Io sto cercando di leggere tutto. Allora, come al solito, no, ci piace invitare più di pollo, ma stiamo scusando, scusatemi tantissimo, devo invitare a petto di pollo che fra poco entrerà e tra l'alero tra la là, solo che io, come sai, c'è una strana cosa, io sono un compito nuovo per una Inghilterra, cioè io già non faccio su compito, poi vado un po' in Inghilterra perché faccio cazzo già farlo, venga via, viene, faccio sempre questo, aspettate un attimo, allora, vabbè, facciamo lo stesso modello, allora, no, già mi dà più pure solamente da prendere sto facendo il facsimile sinta che volesse prendere una dozza perché stiamo con YouTube aspetta un attimo cannello oggi mi faccio fare questo perché fa pure cavolo sto chiedendo aspettate niente pollo quello che chiappa invito a cioè, invita a Pitbull che stasera non sapeva che cosa fare io ci stavo che tu fa qualcosa un po' più mondiale hai nata voto un po' più mondiale la giornata settimana scorsa sì, la settimana scorsa ha fatto un po' a Insigne se non sbaglio Insigne ai mondiali mi sai tabu ma più o meno la stessa cosa GTA può fare una cosa un po' più cover perché si sente cover e quindi la GTA fa una bella cosa un po' più cover cioè perché questo cover oggi non so ma mi mangiava una scassa di cazzo perché esagerate, belle car l'estate, a me mi piace pure a me, però voglio mamma se posso. Comunque andiamo a leggere tutti i commenti che avete scritto che in questo tempo mi sono perso. Allora, Peppe, Ucraina, Carmen Gamer, Fabio, la porta si è chiusa da sola, fa mucca a mamma. Io ci stavo alla porta, come fai a dire che la porta si è chiusa, dammi se la porta sta là. Come fai a dire che Salvatore Bellini, scusami tanto c'ero, sono venuto ora, vabbè, Salvatore, ma tu sei abituato, tu sempre 10 sei venuto, quindi non devi scusare proprio, questo è proprio l'orario tuo, tu sei venuto del secondo tempo, tu prima tra 10, tieni proprio l'autorizzazione da me, tra 10, non proprio, sai, tu sei come dai ci fa capire, sei come Del Piero negli ultimi anni, tra il secondo tempo, poi fai le 20-30 minuti, fai un gol, poi hai fatto bene, Salvatore, lascia stare, dai, Peppe c'è si può marca a pezzo, è vero, porto pezzo solo. Sabato di Lauro, c'è Rosso, stavo parlando del mio computer perché non andava. Ah, comunque tutto bene, voglio, ma io veramente vado a stare accorto con fulmine, proprio fulmini computer.
Marco Cristoforo, fra poco dico fa la live, partecipa. Già dai, Git che parteciperò. S4 Official Group, Fabrizio, il quadro si è mosso, si degrado come dei visti spunupa. Savero Caccavale, buonasera dottor Fabrizio, io chissà sul commento, il dottor Fabrizio uno quando sente una cosa così si sente anche un po' saglia di pressione, comunque sono avvocato, non sono dottore ma sono avvocato. Luciano Caldore Music, grande Cerrone, anzi ma chi sono? Luciano Caldore Music dovete vedere che è Antonio Fusco che si fruscia come si dice, col contatto YouTube di Luciano Caldore, che mi ha detto che è un suo amico, ha detto pure conosce come lo conosco Luciano Caldore, lo conosco di canzoni, no? Non di persona, no. Lucia Andretta, voi Fabri sei sempre il miglior, grande Lucia Andretta, che ci stava anche l'altra volta, mi ricordo Lucia, sei una delle poche donne che sta su questa chat, noi siamo su questa live, quindi siamo molto onorati. Io come parlo italiano, quando parlo con una ragazza parlo più italiano, non so perché, nel senso, pure a voi, penso, parlo una volta, no? Perché io so perché noi uomini, noi ragazzi, così, parliamo molto più italiano, non so, poi sempre di noi parliamo più parole. Invece che femmine siamo un po', tendiamo un po' più a italianizzarci. E ci sta perché, vabbè, guarda, per un quarto d'ora abbiamo pure noi a fare i video di lutto, cioè siamo proprio nella, almeno io. Andrea Assunto, comunque passammo in cose serie, vogliamo un'altra parodia su Napoli tipo spendi, a così io e compagni miei mettiamo a cantare una pezzettone un po' a spiaggia di Pozzana. E adesso Pozzana, infatti, penso che fosse solo Pozzuli, scritto Pozzana, non lo so, che non c'è le Pozzane. È un'altra canzone come spendi e poi dico, da capita qualcosa, che la canzone l'hanno fatta in un periodo nel quale De Laurentiis proprio spaccando malamente, proprio cioè, non si mangiava un euro, cioè, boh, sacca attacca la io, cioè, facendo tipo un mercato di gennaio, che ci aspettavamo nomi, ci aspettavamo giocatori, e più io fino a pigliare anche la io, anzi, sapeva manco più, cioè, la io non si manca, siccome non si manca quando, la io si va a casa, si quando PlayStation lo ingaggio, a così, a po' a po'. Allora, mano a mano, ma che maronna, neanche Internet Explorer era così lento, e meno male che hanno aggiustato che lo si no, kill, o si no, forniva live e te, aspetta, già finì di leggere, e ti arrivava come messaggio sul commento. Vabbè, non ci capito un cazzo, ma comunque poi mi fai sapere. Giovanni Libera, no, no, ti capisco, mio padre ogni tanto parla napoletano al telefono, meno male, Giovanni, mi fa piacere perché veramente stavo iniziando a preoccuparmi. Gianmarco Gallo, ciao Fabrizio, spero di rimanere per tutta la live, ho la connessione delle grotte in Afghanistan, no, stai veramente, allora non sono solo io che ho questa connessione poi di grotte dell'Afghanistan, ma io mi ricordo che a Bin Laden faceva i video, ma voi vi ricordate i video di Bin Laden? Oh, si vedevano burro, cioè per essere, quando è stato 4, 5, 6 anni fa, non mi ricordo, come si vedevano burro, 10 anni fa, più o meno 10 anni fa quando facevi i video Bin Laden. A Bin Laden, Video Bucchino, era uno dei primi youtuber della storia, secondo se ci pensa bene, è stato uno dei primi che faceva video in YouTube. Quindi connessioni da chi di gruppo. Guarda, veramente, secondo me a tratti teneva connessione meglio anni, e pure meglio da tu. Alessio Lacco, ciao dall'America, oh, a Dallas stai spaccando, addirittura dall'America, Alessio, e che stai facendo là? Ale, facci sapere, sono molto curioso. E che proprio stai facendo la palto pure sta una tropchia, secondo me, però vabbè, stai facendo questa America, stai tirando pizza, oh, facci sapere se vuoi, ti invitiamo, ti invitiamo. Giorgio Imbra dice, si ti mette in cielo, diciamo che sta carendo Gesù, ma serie, va zitti, lui sta così. Salvatore Bellini, e se io ti pagasse per 100 euro per questa maglietta, però a porta rinda un museo, se mi dai 100 euro ti vengo a portare a casa, ti metto in culo, ti stiro, ti faccio, boh, faccio 100 euro, guarda, veramente la porta a queste case, Concetto, mi dispiace, ma qua davanti ai soldi purtroppo facciamo un'asta, apriamo un'asta per quel maglione, mo su a portare in mano, qua ci vorrei pure, aprivamo un'asta in questa live e lo facevo vedere. Allora, alla Mides, ogni tanto dopo tutto la marunella qua vicino e subito premo la freccetta che la latta storta, così vedremo che succede. Allora, ecco qua. Così mi proprio usate, perché poi dopo faccio ti sciarate proprio enormi, che ti parlate, ci chiacchierate enormi e non riesci a pigliare solo. Sei sbloccato, aspetta un attimo, fammi spegnere questo. Ecco qua. Giorgio Impera dice Domenico non ci fa caso chi lo sa solo pianura beach, non so di cosa state parlando, comunque magari te va non so. Mattia si per Fabri, li ami i tecnici audio, forse sì, lui che ha fatto la audio oggi, ma la audio si è spaccando, a Piazza del Gesù,
cioè siamo così tranquilli, stiamo facendo una cosa, no? Che poi vedrete, e praticamente su video qui aspetto quello cosa, ma e, voglio, ma 20 minuti così, e poi a un certo punto chi abbia fatto, abbia fatto, ah, e vabbè, io lo giuro, cominciare a fare, chi mentre faceva, io facevo, ah, capo, e perché per fare? Perché uno lo può fare? Perché mi si riesce a stare proprio qua, ma no, proprio ma proprio qua, cioè mi mette proprio, proprio in nervo, tra sette proprio in nervo, madonna, cioè, ti sono un po' ti uccide, ma poi faceva cavolo, visto che qua, cioè, ma proprio che dici, no? Lui faceva, ma fare una buffona a me quando fa queste cose vicino sul microfono, ma che ci faccio? Ma metti sul microfono in bocca e fa così, e parlano un po', dice una barzelletta, raccontano un po', dice, oh, chat a posto, come stai, oh, fare, c'è un cannone, fa, ma lo pesce, ma scusi, perché io lo posso dice, no? Diciamo che io ha già, dice, le lettere tipo S, ha già fatto tipo A, perché se lettere che hai, ma sì, il microfono è buono e tu fai il microfono e dice una parola che è mongolo, dice sasicci, dice sorata, dice una parola che è sassari, dice, no? E capisci se il microfono funziona, no? Cioè, ti metti giù, racconta una cosa con tutte le S, in bocca a nonna, dice no, ma capisci da un culo, il cifro proprio una fisica, e apro e chiudo, vai. Vigilia, sì, ma hai cambiato stanza stasera e Jitsu fatta all'inizio Jitsu in due soggiorni perché qua praticamente la stanza dove mia mamma sta col computer immagino sia la stanza di mia mamma che stanno 40 gradi poi ma dai tu giù tra poco passo caso poi passo secondo me ho rido pure lui passo ma non va c'era un po' di arrabbiata messa Jitsu che a finire come sento pazzo comunque andiamo avanti aspetta un attimo allora, è vero, io a Pietepul oggi a proposito, ma ci sono 17, a Pietepul c'ha i suoi problemi di linea, ma lo chiamo come, come tutti i lunedì, la gente chiama un coppo telefonino per capire chi scelta sta facendo, ma chi lo telefono mi sta in una chiamata, voglio 3 euro fa una chiamata, ormai. Si telefono su buono proprio, durano un anno, si telefono durano un anno. Allora, un anno bello buono, boh, viene in grip. Allora, mo telefono, che dici? Allora, vabbè. Non sto chiappando con me. Ci sei, frate? Boh, stiamo a casa, stiamo aspettando. Ciao, ciao. Hai che sta arrivando, vai tu, boh, mo sta la chiamiamo mezzo, sta a casa con luce, insomma, il suo sto arrivando, chissà, ma fa pensare chissà che ci facciamo sta cosa. Comunque, Carmen Minerva, e fava un euro chilo, non c'è questa cosa bella pure, e fava un euro chilo, bello pure un commento. Ah, se fosse un sketch che abbiamo fatto noi, sì, sì, ma me lo sono ricordato. Allora, Salvatore Bellini, allora me ne vado ora senza re a live, allora mi sento poi in coppa a Facebook. No, no, Salvatore, tu ti trasì 10, però potevi stare fino alle 10 e mezza, perché poi non esiste. Già stai, no, già stai mezzo, poi non hai pure. No, ti devi stare, questo io non ti volevo cacciare assolutamente. Umberto Zuccarino, lo scherzo del ragno è stato fortissimo, siete dei grandi, grande Umberto. Umberto lo voglio bene perché veramente Umberto è uno che ci aiuta molto, condivide sempre i video e lo voglio bene. E mi raccomando, condividete questi fascini i video, ma vanno le negative, vizie negative che siete. Giorgio Intra dice, Domenico non ci fa caso chi ha gettato lo stesso momento in un quarto d'ora fa. Cira Terracciano, c'è Rosio Medio, grande Cira Terracciano. Uh, Vigilia C, ormai c'è Vigilia, dopo questa C Vigilia C, però si chiama sempre Vigilia, ormai c'è pure la C. So. Anzi, nel video ti ho visto che portavi gli occhiali, mi sei sembrato strano, però stavi bene, no? Quindi praticamente io veramente porto gli occhiali, però li porto solo a casa mia, nel senso che quando mi cade la televisione la sera, perché io sono accesa, no? Perché non è da guardare sempre, no? Lui ci sta sempre così, no? E quindi la sera, però, essendo che si sono un po' stanco, metti il lens, io porto il lens la sera, però, quando vedi la televisione, abbicchiamo proprio, no? Metto la... E no, da, come si dice, fuori no, mi metto mai. Quelli là erano degli occhiali che praticamente erano una telecamera, e quindi stiamo provando il lens con questa telecamera per vedere i fluidi. Quindi non erano quelli là. Comunque, grazie, ti castigo buono, mi fa piacere questa roba, ma secondo me no, perché parlo fatto ragazzi. Però, perciò mi metto, che mi sento proprio, mi sento parlo fatto ragazzi, che lento, non lo so perché, cioè pure senza lento parlo fatto ragazzi, però che lento parlo
allora, Domenico Grimaudo a Castellammare di Stabia sta a Pozzano. Ah, ok, sì, ero curioso. A Pozzano sta a Castellammare di Stabia. Vai là, ci vai su Pozzano. E poi in da geografia su uno che conosce più o meno un po' tutto l'eco. Però ci sono su Pozzano. Ma sicuro, stai piano per culo, lo so. Ma poi c'è la verità, se esiste su Pozzano. Comunque, voglio 44 spettatori, voglio vai città 50, ma vado a mettere a Jack. Allora, ho fatto un attimo. Antonia Mennillo, Maro, sono appena arrivato, cosa mi sono persa? Ma Antonia, fondamentalmente, si sta fare un riepilogo di cose che MIT praticamente. Ah, il fatto che si è scassato il computer nata a voto, quindi, ah, poi, hai fatto tardi, stasera hai fatto sotto le 10 manca quindi mi sono scusato con tutti. Ecco, poi abbiamo parlato di sesso, abbiamo parlato assai proprio sesso, poi passa di posizione, abbiamo parlato di posizione con la masura, poi abbiamo parlato della droga, abbiamo trattato sul tema della droga stasera, perché praticamente impazziamo sempre, allora stasera abbiamo cercato questo argomento proprio serio, capi? Adozioni gay, abbiamo parlato di squadre gay, che praticamente sì, è giusto o non è giusto adottare i figli, ecco. Abbiamo parlato non so che cosa, di emorroidi, abbiamo parlato di emorroidi, sì, è stato un argomento che mi si spiegano appunto Salvatore Bellini e Nato Guaglio Salvatore Di Lauro, praticamente non è emorroidi. Allora stiamo parlando di questo problema che loro alla live la seguono alzati perché non si possono aspettare perché c'è brucio culo, che non è una cosa bella, quindi spero che tu non stia ridendo perché non è bello, veramente emorroidi. Cioè, pensa si vogliono siamo aspettati che parliamo, e chi si è analizzato sto da live, non è una cosa semplice, cioè, bene, cambiamo argomento, comunque sta mitto, quando non ti sei perso niente, perché stasera è stata molto seria, molto, anzi, ma non italiani, guarda, mi viene quasi da piangere. Vabbè, andiamo avanti, cambiamo argomento. Chuck Bartoschi, fabbrica di magnate, poi mangiava di frisilla, oh, mamma mia, mi mancavano proprio, è un anno che non mi mangiavo il frisilla, a voi il frisilla uno dice, mi mangiassi pure a Vienna, però sai che il pomarolo sul tanto buono, allora sai aspettare la stagione per mangiare il pomarolo bello fresco. Come mangiare due frisilla, mangiare quattro frisilla, poi su un frisellaio, quando va a cominciare a mangiare frisella, mi mangio una retanata senza come fossero i biscotti, a tipo biscotto, una retanata. Comunque, sabato di Laura, so, se non senti bene e per 300 euro me lo dai il maglione, ma io per 300 euro tu faccia, capito? Sai, cose di vecchi, no? E come ci faccio le cose, non ricordo come ci faccio, come si chiama, o tu faccio proprio io, ti metto proprio un nome a Coppa Salvatore, pensa una volta che ti faccio per 300 euro. Peppe, c'era comunque io su Mister Dai Cazzo e ho questo account perché quell'altro l'hanno cancellato per segnalazioni. E vabbè, se è grazie cazzo, mo perché tu già ti chiami ma dai cazzo, e poi chissà che cazzo vai facendo, e quindi penso che qualche segnalazione te la sarai meritata. Virgilia, ti fai vedere con gli occhiali, per favore, sono curiosa, Virgilia, tenga là, vediamo che vada là, si fanno i 10 e mezzo, quindi so per ti facessi prima, però voglio fare a stasera. Ciao! Ottimo, è trasuto pure Piette Pool. Ci sei? Oh, ciao ragazzi! Ottimo, frate, ma a cappiano il land, conduci tu la baracca, aspetta, mo venga. Va bene, va bene. Ciao ragazzi, tutto a posto? Come va? Procede? Vai giù, io farei dei complimenti. Perché mo aspettavo un po' dico, perché veramente vi voglio fare i complimenti, eh. Perché alle volte incontriamo le persone come voi dentro le pullman ci c'è da fare veramente i complimenti, perché siete proprio delle persone belle, siete belle, bravi. Monnezza, monnezza. Mi hai sentito? E dai, Gesù, stai facendo il tuo lecchinaggio, il tuo solito lecchinaggio. No, stavo dicendo una cosa vera, una cosa vera. A Gesù, Stavo dicendo una ma cosa vera, magari chi fa lo studente, ma ci mi si è lento perché Virginia tu fare che è lenta, ci te va buona, facimmelo contento, mi ci è lento, voglio fare poco, ma pare proprio voglio c'è fare chi sfottare. pavone, mi credi? Una serie, Ma pare c'è chi pavone lo studente. fare proprio cazzo. Vabbè, comunque volevo fare sfottare un po' stasera, eh? Comunque, stasera per la Comunque prima volta, stavo dicendo a questi hai già capito che stai dicendo, stai sentendo? si dicendo questa cosa e si vogliono perché sono proprio bravi ragazzi che alle volte li incontro in strada, cose, sono proprio ragazzi semplici, belli, Vabbè, ma si vede, genuini,
a finire con l'occhino, però noi parliamo a te un'altra che non si può ammassare l'occhino con a YouTube e tu ti metti a fare l'occhino, Sì, ma io già. sto lanciando la mia poesia, perché sto lanciando la poesia mia. E poi sto dicendo la verità, non è un fatto sto Ah, stai dicendo lanciando la una cosa. verità, io sto dicendo la verità. Possaccio, Conosci magari un amore che si giocare. chiama Vincenzo? Come si chiama Vincenzo? Eh? Chi è Vincenzo? Non ci capito? Chi è Non mi Vincenzo? ricordo come si chiama, il ragazzo nell'R6, mi pare che si chiama Vincenzo. Tu sto Ah, dicendo. guaglione Vincenzo, ma chi ci sta anche in live? Non ci parlo, chi ci sta anche in live? Chi è Vincenzo? A capire chi Senti, è? Non ci sta nemmeno in live. Quando sente no, manco. vabbè, ma una connessione troppo veloce oggi. Ottimo. Tengo Ottimo. Frate, ma allora così ce la fai una connessione sentire? velocissima. Quando sente proprio, che maronna. Ma mi senti tu? Lo sento proprio a chi sto io. Ma sentite voi a me perlomeno, caro Dalino, chi si porta se ci porta se c'è la tecnologia, ma chi secondo me, ma supera proprio a me. E ma vabbè, facetemi sapere se mi sentite, mannaggia, la morta infame. Allora, Domenico che continuo con i commenti perché purtroppo Pietro è pure caduto. Ci Tu vediamo sei magari. lento, è un mio veloce. Con voi. Ah, in Senti, vega modo mi senti, modo senti. senti? Sì, 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 sì. E ma Io ho non parlo, l'immagine belle buone. bloccata. E ma non mi farei levalo proprio questa immagine, vega proprio a te, io parlo su. No, ci te leva proprio questa immagine, levalo proprio che la pagina, levala. Cioè tu metti solamente che mi senti a me, perché sennò sa rallenta tutto st'anno, invece tu leva che la cosa. Ok? Oh, che fastidio che me l'ha fatto quando bello e buono parlo solo io e non lo sento a chi. Madonna, ma fa proprio ingrippare. Io spero che mi sentite voi a me, perlomeno, no? E non sentite proprio la voce tutte e due. Vabbè, comunque niente, continuare a leggere i commenti perché purtroppo è... allora, voi per esempio, voi che lo sente. Ma si sente? Chi si è giocato una connessione? Chi sta nella peggio da me? Oh! Ma che sto parlando con i cammi, che sto parlando con il silenzio, parlo per lo quelle. Vabbè, buon mannaggia, voglio spero che voi mi sentite. Sta Gianni Napoli che dice Roma mannaggia chi te vive, chi sia il terzo messaggio che ti manda. T'ha posto, hai ragione Gianni, scusa ma non sei capito, cioè tra su di te pure se ne è soffiuto proprio per connessione sotto. Quindi ottimo. Daphne a Piano Bar, buonasera c'è tu, Daphne a Piano Bar, oggi ma state sanguini fermo tra l'altro, e poi stiamo in Genna Nuova. Giosuè Speranza, oh, Giosuè Speranza, mi ricordo Giosuè Speranza perché ultimamente stai un po' commentando sulla pagina, quindi mi ricordo il tuo nome. Mi piace il nome tuo, Giosuè Speranza, è bello nome. Voi Fabrizio sei migliori, ti voglio bene, ma pure a te. E a mannanza, 47 spettatori, ci sono arrivati 3 e te a viaggiare, ma serio, voglio 46 per la precisione. E io mi dispiace il caro di Lurno, dei Piette quello che vi doveva dire la poesia. Pensarci che ci è capitato, oggi spero che ce la fa. Te ne hai 12 minuti di tempo per te la seppia dire la poesia. Pare fatta apposta cosa, pare una suspense, non facciamo apposta, chi lo Enzo si connessione che fanno i cifre. E pare fatta apposta che chi l'ultimo culo non si sa mai si viette pure riesce a dire così. Sembra una cosa fatta apposta. Alessio De Martino, Cero, mi saluti a me e a mio fratello Mattia. Sì, Mattia e Alessio De Martino vi saluto. Arussa. Ah, no, aspetta, non lo vedo. Si sono sbloccati i commenti. Ciao, Piette Pultuano, stavo da Piette Pultuano che tra su 20 anni fa ed è se ne è pure Fabri, non ti vediamo addirittura. Voglio muoverti, ma sentite forza. Nasciamo a zoccolo. Secondo me mi vedete, mo, però. Che è una cosa di prima, secondo me. Secondo me mo mi vedete. Facetemi sapere sempre perché Luciano Caldore Music, vedete voi, non fare il lecchino. Siamo lecchini, vedete voi. Lazio, noi stiamo sempre a discutere, un po' a gente, un po' a YouTube fanno il lecchino, e chi proprio si mette a fare l'occhinista, così va. Ehm, Hai Carmine Gamer, ma pure questo cover di nuovo a pelle per te, e te lo smetti fuori un po' della sua calvizia, ma quando poi non ha capito sta buono senza capire, non è che sta male, oramai poi non ha mai tenuto i capelli, non è che ha un suo ricordo che capito, sono anni che non ne capito.
sta buona, ha fatto la faccia, ma cosa mette scorna, comunque, siete scomparsi addirittura, ma state combinando, aspettiamo un po' all'altra là, Gelo si sta bloccando, ma chi da non si vede niente, Fabio non ti vediamo, ti sentiamo, stiamo facendo una cosa a due in privato, state facendo arrabbiare tu, poi mi sentite almeno, facete se mi sentite almeno, eh. Ah sì sì, ti sentiamo ma non ti vediamo, aspetta, mo ubbeghi, mannaggia, bud. Mo ubbeghi un attimo, aspettate, eh. Mannaggia, la facciamo da come sta cazzi là. Ciao, speriamo che mo mi vedete, sto facendo partinata ora, ma chi l'è più il pot secco, eh? Chi l'è il pot secco, che la connessione è merda. Allora, io ho riavviato, eh? Cercate, portami là, magari c'è sta effetto, portami là. Io penso che mo mi sentite, penso che mo mi vedete. Fatemi sapere, mo se mi vedete, che oggi ho fatto veramente una cosa assurda, eh? Sto facendo cose nuove in Coppa Sto. Allora, vado, si voglio... Sì, 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 ti vediamo ora, meno male, grande, mo mi perso 97-8 spettatori per questo blackout, mi dispiace, oggi ma mi sono accorto troppo dopo di questa cosa. Fabrizio Best, sono appena arrivato, ho perso molto, no, ho perso so che cosa, dice da a un certo punto penso su due cubane, cioè ho fatto una live con due cubane qua, a Nur, mi ha fatto un strip di sì, allora ne ho fatto un strip di sì, no, però poi a un certo punto poi è venuto, cioè, ha subito una rapina, all'improvviso comunque ha fatto una rapina, dai, proprio idee, guarda, il pezzo secondo me è una cosa assurda, cioè proprio la serata più bella che hanno fatta quando facciamo il live, veramente è una cosa assurda. Sì, due cubani, due zizza così, cioè, non lo so, mi dispiace, però quando facete tardi purtroppo per dire cose più belle, ma capita, capita. Ehm, allora, sì, Fabri, tu ti senti un bel tempo, invece no, io a Francesco mi senti, ti voglio, mi dispiace. 22 e 21 tenterò la chiamata, però purtroppo tengo paura su chiama cara linea pure a me. Vabbè, Carmen mi deve Fabio per un professore su Iano Silente. A ragazzo lo puoi dire, non ti preoccupare, non dico. Sta scena qui, coppa a Facebook, sta girando se mo vedi che un attimo voglio chiamare volta, ma purtroppo. Ah, boh, nel caso in cui Piettepool non si riuscisse a collegare, voglio, come al solito dopo, su Frank e Cerrone troverete la sua poesia registrata, eh, quindi sì. Ah, ok, mi scrivono un po' a Facebook questa scena Fabri, mo ti vediamo e ti sentiamo, fa piacere, voglio mangiare pure il lento perché veramente è uno spettacolo bello. Sai, te la sei andata a voto? Ok, fammi presto che stiamo facendo. Ciao. Vabbè, se Dio vuole, voglio sentire la poesia che ti pure live, possiamo fare sentire poi. Um, sto dicendo una cosa. Oh, vi ricordo sempre, per quelli che si sono collegati ora, che praticamente dopo sto in live con Diego YouTuber, quindi se volete sul canale di Diego YouTuber, vabbè, cerco di metterla anche io di postarla sul mio profilo, su Frank Eccero, così vi collegate, siete in nato candidati in WhatsApp, vedete su oppure non lo so, comunque vedete una torretta di scimità appresso a noi. E vi ricordo un'altra cosa, chi è trasuto, abbiamo fatto un video nuovo, ma raccomando, dove la prendo a pagina, lo scherzo del ragno si chiama, vabbè, penso che già lo sapete, però se non so video da la è un video nuovo. Aspettate, voglio riavviare un po' perché gastano sempre gli stessi commenti con l'elettricità del 21. Ma sto facendo una sauna, voglio dire mai più. La prossima live la faccio con un barcone, ma te credo, la faccio con un barcone. Poi tu ricordi più, Andrea Assunto, mettiti su Facebook, là ti arrivano in tempo reale i messaggi, hai capito? Però purtroppo i messaggi in coppa a Facebook, i messaggi qua, io già non è che saccio leggere proprio forte, quindi no, non è che saccio leggere, però è un budello, non si capisce niente. Sì, è vero, però mi arrivano istantanei, la che è successo la live, praticamente i messaggi arrivano in 4 ore. Lo so. Antonio Antimo Napoletano, ti vediamo, yeah, mettitelo lo stesso a Jack e dopo fai un ballettino d'ancesi, ma ci muovo un balletto. Ma se va a capire Jack oggi, mi mette a Jack in culo, video fuoco, perché cassano 40 gradi, ma da qui. Aspetta un attimo. Gennaro Peranio voglio salutare perché dice sto seguendo la live dal cellulare perché pure a me un PC si è scassato, faccio cazzo, che cazzo, forse il caldo alla può essere e poi su YouTube non mi fa commentare con il cellulare, sì infatti perché su YouTube ci sono dei problemi, comunque darci dentro anche stasera un bacione frischezza, grande, grande Gennaro voglio bene, che l'ho conosciuto poco tempo fa che abita a Pianuca, Gennaro, grande fans nostro che si vede tutti i video e lo voglio bene. Allora, poi chi stai più? Ottimo! Trasuto proprio scivolato, compa, subito io partirei con la poesia, approfitterei di questi momenti ottimi, eh? Va bene, allora vado. Di cosa parla?
Mi senti? Sì, ti sento. Di cosa parla? Di cosa parla? Parla della ragazza di oggi. La ragazza di oggi. Ok, Allora, partiamo. vai. Tu vuoi a Belen, ma tieni ancora i piedi sotto ascella. Non tieni manca i soldi per la serra e te li alua che la metta. Meno male che non tieni i piedi in piedi. Quando ti vedi a sera, tac e truc, tu giuro io rimango stucca. Ma poi mattina parano mammut. Vuoi somigliare sempre alle grandi star, ma una parola in italiano però, manca ancora. Ti posso dare un consiglio? Cerca di essere più te stessa e forniscila e fa solo la fissa. Oh, Ottimo! ottimo, ci siamo. Che siamo ritornati ai grandi livelli delle poesie. Sì, questa mi piace. Ottimo. C'è anche, questa mi piace un po' sempre un po' lunghetta, ma oramai penso che pigliate che la strada li fa un poco lunga, che comunque non è male, eh. Comunque Bella. volevo dire una cosa, invece devo dire una cosa, che tutte le persone che noi abbiamo incontrato, diciamo tutte le persone che guardano i nostri video, tutte queste persone qua, io devo fare una premessa, che io sono rimasto veramente meraviglioso perché sono delle persone talmente semplici, come noi proprio, cioè sono Anche- proprio se tu e vino, Franco e Cerro, ma sono proprio genuini, sono proprio persone belle, allora mi fa piacere. Sì, però io ci capito che però si pare che tu fai un lecchino, con me, io so che tu non stai facendo un lecchino, però sembra che tu faccia il lecchino quando fai così, capito? Non lo senti più, mannaggia, che la bocca, però meno male che è riuscito a fare poi sì, voglio, troppo non lo senti più. Facetemi sapere se mi sentite a me, anche su Facebook, voglio. Troppo le nostre live, il 20-30% è tutto un fatto di audio, è tutto un fatto che io vedo domande si dice, mettiti la giacca. Aspetta, mi sentite ora? Sentite, mi senti e mi vedi sul mio YouTube ora? Guarda che già fa mannaggia, come mai la giacca? Faccio il gran finale. Però voglio capire se mi state vedendo. Se mi state vedendo e se mi state sentendo. Che purtroppo voglio quadrare se per pure mi fa pure a me, mannaggia, che la morta fama. Allora, aspetta, qualcuno mi sta scendendo su Facebook. Puoi salutarmi, Foxy Samba. Foxy, ti saluto, però fammi sapere se mi ridi. E mi state sentendo, che faccio sto parlando solo io. Ti sentiamo, Cerrone. Però mi vedete, Carmine, Carmine Monaco, mi vedete o non mi vedete? A sentire ho capito che mi sentite. Se non mi vedete me lo dite, così faccio una foto tutto l'ambaradam che hai fatto prima. Ti sentiamo, non ti vediamo. Aspetta, allora mo beghi. Aspettate una taglia capito come si fa. Il killport se ci metti purtroppo. Purtroppo. E io devo avviare un altro hangout. Comunque siamo negli ultimi minuti, però ho questa sorpresa che mi aveva già. Attendi, partecipa all'hangout. Cagato cazzo. Voglio appena mi accorgo il computer mi preoccupare, non ci saranno mai più questi problemi. Vi faccio vedere io. Allora, partecipa. Ecco qua, Porta Milano, tocca. Ma penso che mi avrete, eh? Me lo fate sapere per sempre per cortesia in coppa a Facebook se mi riuscite a vedere. Se affugano. Su cazzo in coppa a Facebook, ecco qua. No, ma non ti vediamo, no, mo me la da fa sapere, mo me la da fa sapere, perché secondo me mo mi vedete, dicete buci, secondo me mo mi vedete. Fammi vedere Carmine Monaco che dice, Carmine Monaco, ok, ora sì. Oggi vado a pigliare la giacca, faccio sull'ultimo pezzo, aspettate un attimo, scusatemi, vado a pigliare la giacca, poi la poi se la trovo, eh. E voilà, oggi promesso di mettere la giacca e me la ci messo, guarda là, oh. Anche se non siamo arrivati a 50, non fa niente, a 44 ma ci messo un po' la giacchetta, oggi come va? Va che buono, ma poi che è successo in maglietta sotto e quindi comunque vabbè. Poi ci sono una giacca veramente un po' molto tamarra, mi sono comprato anni fa e che è un po' lucida, però a me piace questa giacca, perché ha quella sua cafonanza, quella sua tamarrezza che può, non so, è fatto bene, a me piace, non me lo butta a me. Grande, grande fiore e mezzo, già. Che facciamo uno in più, uno in meno, non è che ci porta chissà.
quante cose. Poi giù, spero che voglio sentire commenti, come passo a traccia e poi chiudiamo perché ho appuntamento con Diego per fare quell'altra live veramente tra pochissimo. Lo sa, eccolo qua. Allora, come state vedendo, che già mi fa piacere. Quindi voglio, mo facciamo l'inquadratura, fa più contento, perché chi si sveglia, si sveglia, poi tengo pochi panzi, non mi posso buttare perché sono sciazzo. Niente, voglio bene, vi saluto, ma ne c'è scappa. Mi raccomando, condividete il video nuovo e poi ne stiamo preparando uno che è una bomba proprio, è una bomba, un veicolo non vedo l'ora di fare e ci vediamo ora sulla live di Diego YouTuber. Andate sul suo canale, tra poco vi posto pure il link. Vabbè, quindi non ha che bacalla, non vi preoccupate, non è finita ancora. Bacione, va giù, state pure. Vi do un bacione forte forte. Volessi chiudere la live, però non si chiude. Ecco qua. Volessi salutare, volessi chiudere, ma non so chiudere. Ma ci provo, no? Ecco. Ciao, va giù, un bacione. Una chiusa live. Come una chiusa live. Sì, solo come uno struzzo praticamente, non è chiusa ancora la live, si dice. Vi saluto molto. Ciao a tutti.